Dopo la protesta avvenuta lo scorso 29 dicembre da parte del cartello sociale della provincia di Agrigento, insieme ai sindaci dell'Agrigentino, di Raffadali, Ioppolo, Santa Elisabetta, San Biagio Platene, Alessandria della Rocca, dovuta alla chiusura della strada statale 118 che bloccava una porzione di territorio della nostra provincia, impedendo altresì ai cittadini di andare al lavoro, in ospedale, in tempi ragionevoli, dovendo gli stessi fare un'ampia deviazione fino a Piano Gatta, attraversare la parte bassa della città, il quadrivio Spinasanta, con notevole perdita di tempo e intasamento veicolare delle vie cittadine. Oggi apprendiamo dell'intervento da parte della Regione per bloccare la frana sulla strada statale 118 attraverso l'assessore Falcone. Finiranno a breve i disagi per gli automobilisti che percorrono la strada statale 118 Corleonese Agrigentina nel tratto della galleria Santa Lucia in territorio di Raffadali. Il governo Musumeci, attraverso l'intervento sostitutivo dell'assessorato alle infrastrutture, ha stanziato quasi 300.000 euro affidando un intervento di somma urgenza che eliminerà il pericolo della frana del costone che sormonta la galleria. Nei giorni scorsi si era registrato appunto un aggravamento del dissesto della zona. Raccogliendo il grido d'aiuto del territorio, dichiara l'assessore regionale Marco Falcone, malgrado non ci fosse una diretta competenza, la Regione si è sostituita all'ANAS per inviare subito mezzi e uomini di lavoro attraverso il Genio Civile di Agrigento, diretto dal architetto Rino Lamendola. Gli smottamenti degli ultimi giorni, infatti, dopo diverse ondate di maltempo, avevano comportato un'ennesima chiusura al traffico della strada statale 118 e un pesante pregiudizio per i collegamenti fra Agrigento e i principali centri limitrofi. Il governo Musumeci, afferma Falcone, ha così affidato i lavori di messa in sicurezza del versante per risolvere il problema una volta per tutte. Oltre alla rimozione dei blocchi in precario equilibrio, conclude Falcone, verrà installata anche una rete paramassi di ultima generazione a tutela della pubblica incolumità.